fatto impazzire, mi ha esaurito del tutto, mi ha sentito. E te? Ma chi è? Sono io? Guido, sono! Ma qua la porta non si chiude. Non si chiude, non ti preoccupare, mettiamo la sedia davanti, non ti preoccupare, tutto questo è il problema. Non ti preoccupare, non stare in ansia. Oh mio Dio, come mi sento colpevole. E come mi batte il cuore. Ma come fate sto cuore? Mi è rimasto tutti i patti da mesi e male, mi è rimasto. E non ti preoccupare, non stare in ansia. Non ti preoccupare, cavolo passa. Mio marito, che ha fatto il militare, dice che anche i più valorosi tremano sempre prima della battaglia. Tremano sempre. Ma ci si tremava a a battaglia? A battaglia, a battaglia. Il piave mormorò, mo che stiamo a fare nero, senza... Ma non ti preoccupare che io ci metto solo 5 minuti a bruciare. Ecco la benzina adesso. No, io dicevo nel senso che ho poco tempo, babà mi sta aspettando a bar. Vicino a palla, Quello se non mi decidere tra poco si arrabbia. Vai. Ma chi? Papà, lo capo. Ma babà è mio marito. Tuo marito, papà. Il diminutivo di Ali papà. Ma no, quello si chiama Bartolomeo. Ma io lo chiamo babà. Quello può essere da un momento all'altro, Ma che c'è il tribunale? Sì. Madonna santa, loro stanno proprio qua. Ma veramente io ho detto che andavo dalla satta, visto che qui prima ci stava una satta, no? Hai fatto proprio bene, hai fatto. Quello mi ha voluto accompagnare per forza e io non volevo rinunciare a questo appuntamento. Ma che proprio impazzimenti! Però una cosa, il fatto che papà sta su questa fascia diciamo che mi raffredda un poco. Figurati, che avesse ci disse che sicuramente a Bascio Palazzo si starà 5 anni e fritta. Cinco, tuo papà si mantiene al fresco. Ma che dici? Però devi ammettere che fanno poco bene, No, fatti che sta proprio schifo. Ma no, io dicevo bene, nel senso di pietà. Pena. Mo dice bello, pena. Amore, ma dimmi una cosa, ho fatto male a C'è Felice. un po' di stress. Sai, per me la prima volta. Sì, la prima volta, ma non ti preoccupare. Ma tu sei felice? Non devi come, non sono felice, non Ma devi. io non so, Tutto ci non pimpante. Ti sento freddo, strano. Ma freddo, guarda che come che esce tutto vacca. E tu lo sai che io voglio tuffare tutta la mia vita ai tuoi piedi, alle tue ginocchia, alle tue... Sono cose che si dicono. Vieni che fammi tuffare un po', alle tue rosa. Che c'è tanto? Che tuffare sugli africani, mi si scoggero. Mio marito! Non si entra! Come sarebbe a dire, non si? No, me lo dire entrate! Io sono entrato, avevi da me scucciate a fascia, facevo un fitto, facevo. E mi è venuta la brillante idea di salire. Ho fatto bene, sì, fatto Vieni di bene. me, non questo stavo dicendo! Ma come mai al marito della signora non ci viene l'idea di salire? Proprio questo stavo dicendo! Non vorrei disturbare. Anzi, io mi sento, pure la sedia, ragazzi. Mi siete proprio qua, Bravo! Voi fate conto come se io non ci fossi, mi raccomando. Fate tutto quello che dovete fare a mia moglie, mi raccomando. Parole! E che state facendo questa pianina? Su mia moglie? Sì, il signore mi stava prendendo la misura della vita. La vita, sì, la vita, la circonferenza, sì, signora la vostra circonferenza è 102. Sì, 102. 102, 42 volete dire? Sì, 42. Sapete che noi sarti raddoppiamo sempre tutto, è proprio sarti, sì. Scusate, voi il conto l'ha doppiato, il conto pure l'ha doppiato. No, quello lo triplichiamo, è proprio un'usanza dei grandi. Sì. Ma sentite, come mi su che la mia moglie è stata piana senza metro, è stata pigliata. Non ti dico un metro. Ma lo trovassimo voi un metro. E che metri? Io non ce l'ho. Ma che non ce l'avete voi è molto grande, caposatto, molto grande. Ma chi vi ha detto a voi che io non ho i metri? Io ne tengo un sacco di metri, solo che stanno tutti quanti sparsi nei miei grandi atelier. Sì. Ah, vedete pure gli atelier.
signor Tizio, signor Tizio, sì, Tizio è il diminutivo di, Questo nome non mi è nuovo. è il diminutivo di Tiziano, Tiziano, il grande sarto dell'eleganza. E perché la faccia vostra non mi è nuova? Quando se la va vista? Dove ci siamo Sicuramente- sì, ci siamo già visti, può darsi. Sicuramente un sarto stimato come me l'avete potuto incontrare in qualche salotto nobile, diciamo. Ricordate? Non mi ricordo! Si ricorda. Dal dottor Alberto ci siamo visti! Siete pure lui cura dal dottor Alberto, sono il medico tuo, cosa? Andate pure voi dal dottor Alberto! Non spesso, diciamo qualche volta. E fate bene! Sì. Chi le ha chiave che temi? Ma come mi permettete? Scusa, ma perché vi botto, scusa? No, dice come mi permettete perché uno dovrebbe pure avere un poco di rispetto, di educazione nei confronti del proprio medico, no? Sì, ma per quello no! Per me quello è veterinario, vedete che? Pensate! Da tanto tempo in cucca mia moglie! Dite, sì. E non riesci a trovare un giovamento a questa cosa e qui continua ad andare, portami dal dottor Cappetto e portami dal dottor Cappetto e non si riesce mai a curare questa cosa. Vabbè, papà, ma è poco tempo che ci vado. Tu lasciami continuare e poi vedrai se mi fa bene. Il dottore me lo mette in cura il problema. Il dottore che mette? Il dottore la tiene in cura, non mette in cura, modere tempi. Ma La tiene in cura. non è serio come viene, non è serio, ragazzi. Scusa, ma voi che state facendo, mia moglie? Io niente, figurato, pure annanzi. Come sta che praticano? Ma come signor Tizio, siete scordate? Voi mi state facendo che la bella polacchina. La polacchina, sì, è la polacchina, sì, quella elegantissima polacchina che ho disegnato apposta per lei, sì, con due sbuffi, due sbuffi di piume, sì, e due sbuffi che va messo uno qua e un altro qua. Sì, e con quella bella casacca di pagliette che scende morbidamente sul suo pantalone di pelliccia. Ma quale pantalone? Ma quale pelliccia? Quale pelliccia? Che te ne sotto, no? No, voi non la vedete perché è proprio la casacca di pagliette che scende e copre l'anteriore e il posteriore. Senti, a me mi sembra troppo una mescola Francesco, sinceramente, una poco raffinata. Sì. Cosa mi raccomando? Stai attenta con questi salti così importanti, così estosi. Senti, ma per curiosità, ma ci deve avere un modello? Un modello? Ah sì, io ne ho tanti di modelli, tantissimi, sì, che stanno tutti quanti sparsi nei migranti atelier, sì. Molto bacco! Ecco. Sono fatto di 5 mezza, devo proprio andare. Mi raccomando, signor Tizio, Dite. vi lascio mia moglie. Non vi preoccupate. Fate tutto quello che dovete fare a mia moglie. Prendete posto in misura, soprattutto i fianchi e il petto. Il petto. Non dubitate che vostra moglie sta nelle mie mani. Cosa? Una siga. Una Siga. a me, anzi, a voi casomai. No, io non ce la faccio a fare questa vita così. Ma non esiste, ma io mi sto esaurendo. Ma non si può fare una vitaccia in questo modo. È uno che va, l'altro che viene, ma non esiste proprio. Ma pure sto cammando palpitazione, ma lui mo, calma. Ah, io non voglio sapere proprio niente, io ero malato, sì. Io so che faccio, io voglio proprio tutto. Sì, non voglio sapere proprio niente più. Ma tu sei pazzo, non lo devi dire nemmeno per scherzo. Quello è mio marito. Ora ti credi il mio sarto. Hai capito che se quello viene a scoprire tutto che le dacci, tu mira così e resterà deluso se viene a sapere che tu sei un semplice e modesto medico. Di me. Ora che è più importante un sarto come me. Sì, ma ti prego, Mirko, che il diventa gelosissimo. No, è come sarto, no. Ah, veramente non anche per questo, ma io prima di salire gli ho detto: papà, non voglio lusca, sto sarto non è per niente pericoloso, è innocuo. Come sarebbe a dire? Praticamente gli ho detto che
quasi un poco, come dire, fuminello. Pure che? Ma meglio così, mi manderà da te, senza esità. Madonna santo. Ma questi sono i modi di entrare. Ma voi passate dall'annanzi alla porta. Ma sono il porto vostro. Dottore, ma voi non avete affittato nemmeno l'appartamento in una fa. E vi ho detto che non ho avuto tempo di sistemare. Sì, ma a me nel porto in tutta la casa non funziona. Ma perché? Non ho capito. Come faccio a dire così, per esempio, io entro e... No, è normale. Per esempio, il primo imbecille che viene, piglia il tras, per esempio. Chi sarebbe l'imbecille? Voi. Io. Ma per esempio. Per esempio, comunque a parte la porta, come l'avete trovato questo appartamentino? No, prima. Ma proprio schifo. Come? Ma proprio schifo. Dovete sapere che la porta l'ho forzata proprio io. Pure. Sì, perché quando c'è stava la sala, la sapeva la storia sta sala. No. Praticamente, ho fatto assai musica, guardate. Allora, sta sarta, no, praticamente in questo appartamentino. Ma quando- ce non porta il numero a testa sa, diciate sì, se vuoi sta sa. Ah, sentite, voi non so se avete notato che casomai io non sarei solo. Avete capito? E casomai me ne dovreste andare, avete capito? Chiedo particolarmente scusa, non avevo proprio visto da signore, piacere. Signor, guardate che io mi metto qua, non vedo, non sento niente, sono la discrezione in persona. Ma chi se la secco? Scusate, ci sta la signora Carisi? Signora Carizzi. Ah, la signora Carizzi a destra la salta. Non c'è la signora Carizzi, non c'è, al momento non c'è la signora Carizzi. Madonna cameriere! Madonna Tutto! Eh. Ma siete venuti a ritirare qualcosa pure voi? Abito, sì, sono venuto a ritirare un cappotto, un cappotto per la signora, sto facendo. E che combinazione! Che combinazione. Ci sta pure la vostra paziente, la signora Rosa. Sì, oggi è la giornata delle combinazioni, anche io mi messo dalla signora Cali. Sì. Ma hai mangiato il tuo vestito? Chissà ma a che ora torna la signora Cali. La signora Carisi non torna più, non ci sta più qua. Ma come non torna più? Ma chi mi ha detto che non torna più? Ma voi pensate mai zitto, ma ci fai fatto? La signora Carissi dovrebbe tornare al momento, è sceso un attimo a prendere delle cose e al momento gli dovrebbe stare. Ma chi si fa tempo? Vabbè, allora voi tengo un'ora di tempo, mi sento qua. Vi aspetto. Tutto pazzo, ma come aspettate? Voi con tutto quel lavoro che c'è da fare a casa mia, mi mettete qua ad aspettare la signora Carissi, ma andate a lavorare, fatemi piacere, chissà quanto viene si mette qua ad aspettare. Signor, ma allora voi non avete proprio capito. La signora Carisi non c'è. Praticamente che sta salta in questo appartamentino, no? Ma sapere la storia sta salta. Se la porta, signora, a testa salti da poco, capito? Quello c'ha da lavorare, si mette a signora quattro la salta, andate a lavorare, la signora. Aspettate un attimo. Mantenete questi. Mantenete questi, mi raccomando, non dite niente alla signora che mi avete incontrato, perché io sto facendo preparare una sorpresa alla signora, avete capito? Una sorpresa. Capite qui? Sto facendo. Dite. Sì, un bel cappotto, brava, sto preparando un bel cappotto. State facendo un bello cappotto. Andate a lavorare, ma nel professato non mi avete visto, capito? Non mi avete visto, non dite niente. Andate a lavorare. Ci vediamo più tardi, arrivederci. Arrivederci. Stasera ci ma voi non andate sempre pezzo, ma volete capire, vado a imparare un po' capo per parte vostra, no? Ma non ho capito. Voi spulite un mezzo, la signora Carissi c'è stata una volta pure. Babbonia, non ci capito. È meglio che me ne vacca. Ecco qua l'appartamento. Madonna santa, mia suocera! Ancora, io sono venuta qui per vedere l'appartamento. Signora, come potete vedere l'appartamento è già stato fittato. Ma come è già stato finito? Io sono venuta qui apposta. Fittato, guardate se sto. Ci siete pure voi. Ci siete pure voi! Tutto a posto! Tutto a posto, ma chi è questa signora? Io ho il diritto di saperlo. Chi è? Io volete sapere chi è questa signora? Chi è questa signora? Questa signora praticamente Praticamente? la stavo
stavo visitando. Questa signora è la mia paziente. No, ma sta paziente, io avevo capito un'altra cosa. Avevo capito sempre la Sì, il dottore mi tiene in cura. Ah, e quindi voi siete in cura da mio genere? Sì. Scusate, signor, piuttosto, posso sapere qual è l'odore di avere in casa mia? Sì, in effetti io sono venuta qui perché io cerco in effetti... Aspettate, ma vedi, stiamo con cose spicciano. Ma non potete nascondere, cercare dei soldi dalla casa della gente. Ma chi mi ha svegliato? Io sono venuta qui per l'appartamento, ma una brussola già pigliata. Ah, e quindi voi conoscete il dottore? Il dottore me ne ha presentato la signora. Me la presentate anche a me la signorina? Se proprio ci tenete, mia suocera, la signora Rosa. Piacere, così siete in cura da mio genere. Ho capito. Sì, ma C'è un sacco di malattie, sì. Questa praticamente è presa dall'esquamazione dell'epidermide rognosa, praticamente una conseguenza del parto, diciamo, sì. Ma che marito? Marito? Lei, no, la moglie, un marito, marito. Ah, ditemi un po', come sta il bambino? Ma quale bambino? Ma non buon bambino, quello che avete partorito. Ma chi? Non avete capito, come ha partorito, no, non ha partorito, non è lei che ha partorito, E chi ha è il partorito? marito. Oh, marito ha partorito? No, è il marito che è uscito incinta. Incinto, no, è uscito incinta il marito. Sì, è uscito dalla casa, no? È uscito con una bella cinta. Sì, è uscito incinta. Più bello, sì. È uscito con questa bella cinta, è uscito incinta, no? È uscito il marito incinta, è uscito con questa bella cinta, la moglie appena visto uscito. Nuova bella cinta ti sei messo, nuova, bellissima, guarda che costa avanti che c'ha. Poi quando la cosa. Ma quando la cosa dove tu marito, cosa e praticamente è uscito con questa cinta, questa costa avanti, bella cinta, è uscito con questa cinta e si è andato a mirare questa cinta. All'improvviso è tornato. È tornato senza la cinta. E la moglie si è accorta che non aveva la cinta. Sì, si è ostinata sana, diciamo. Ostinata? Sì. Tutto. È uscito incinta, è tornato senza la cinta. La moglie ha visto che è tornata senza la cinta e ha scoperto che ha fatto sesso con lui. E così si è mischiato alla vita. Sì. Che si passa? Sentite, cavaliere. Oh, porca e sporca! Ma voi non avrete proprio! Ma facete proprio schifo! Sentite, Allora sentite a me, sì. io se voi siete una persona educata ed intelligente, Certo. dovete capire che io devo visitare la signora e quindi ve ne doveste andare. Avete capito? Devo fare il mio lavoro. Certo, ma me ne vado. No, aspettate un attimo, dove me ne vado? Ma che devo visitare la signora? Non... Come visitare la signora davanti a è impossibile! Mi stavo soffiando un po', per calma. No, signora, in effetti stavo scendendo anch'io, anzi, se mi date il braccio vi accompagno. Ma voi fossimo pazza! Ma allora vananza! Noi ce ne andiamo! Signora, è stato un piacere! Anche per me, arrivederci. Andiamo a dirmi, Sentite, voi non fate un gentile che io non ho dimenticato! Non dimentica! Chiede, che fosse lontano lei. Ma non ti vai, andate. Un maronna santa! Un marito! Facciamo una cosa, mettiamoci in quella stanza là. Ma non In questa stanza, Vieni qua! vai tu devi dicere il signore che sta bene. Sì, questa è stessa lei. Anzi, se in caso mai dovrebbe chiederti di Tiziano il Santo. Tiziano il Santo, ricordati che sono io. Ma come tutto, fatemi sicuro a fosarti! Ma che per un portabucchia. Tiziano il Santo sono io, in caso mai dire che sono impegnato per un colloquio urgente, una cosa importante, non mi disturba. Dite che sto impegnato per cose importantissime, dite che lì dentro ho la regina di Groenlandia. Dite che poi tu la stiamo su. Eccomi come totta. Sentite, il signor Tiziano non ci sta. No, il signor Tiziano è ad un colloquio riservato. Oh, il dottor Alberto. Sì, precisamente il dottor Alberto. Oh, caro dottore. Sì, il nostro caro dottore. Non mi aspettavo voi di trovarvi qua, dottor Alberto. È vero che pure il signor Tiziano sta spesso da voi,
eccetera eccetera, ma non mi aspettavo di vedervi qua. Sentite no? Signor Tiziano, è malato. Ah, ve ne siete accorti pure voi? Io lo so aspettavo, lo so aspettavo. Secondo me il signor Tiziano è malato in capo. Ve l'avete prescritto qualcosa? Io è che l'avevo prescritto, posso mica dire al signor Tiziano dovete andare da un buon medico. Bella pezzo, dottore! Dottore, lo facete pochi a me, lo facete! Ma che ci siamo? Mi chiedo come un consiglio. Un po' di tempo che mi brucia spesso qui in mezzo alla testa. Mi temono le mani, mi temono i piedi e parlando con dispetto mi temo spesso anche l'estremità in mezzo alle gambe. Vedi, tocca! Ma che schifo! Che schifo! Io ultimamente ne parlai anche con vostro nome chi? Ah, col mio cameriere, è chi? Pasquale Tonini. E non mi ricordo sinceramente. Mi consigliava delle cose assurde, di andare di me in bagno, di quando mi vedi di sbattere il piede sinistro a te. Cose assurde, dottore, cose assurde. Comunque, sì, vi stavo dicendo pure io soffro la circolazione. E sapete pure chi è che soffriva la circolazione? Ah, sarti che stai per cattivo. Ma mi conta la storia sta salta. Allora, praticamente... Non mi interessa quanto casato, piuttosto il signor Tiziano non si può vedere. No, come vi ho detto è un colloquio molto importante, non proprio ricevervi. Colloquio molto importante. E con chi c'è questo colloquio? Con chi? Con la regina, niente di meno con la regina di Groenlandia. La regina? La regina di Groenlandia? Ma che sei usato così importante? Parece pure il regina, Sì, ma voi facete una cosa, Iada venne e venite da te qua. No, e come faccio? Senti, non spiego. Spiegate. Io gli devo parlare con il signor Tiziano perché gli ho portato una nuova cliente e volevo sapere se mia moglie è andata via perché... Ma perché che la bella femmina che stai perché è la vostra moglie? Modestamente che mia moglie... Beh, voi non potete paura di farmi una bella femmina come quella tutta sola qua. Ma voi non sapete niente allora! È tutto sotto controllo, è tutto sotto controllo! Sapete perché? Perché? Mi hanno detto che il signor Tiziano è chicchione! Cazzero, e chi se l'aspettava da qui? Quindi è tutto, io ho portato una nuova cliente e non vorrei che si mandasse con mia moglie, avete capito? Ma piuttosto, ma finiti il signor Tiziano? No, è come vi ho detto, è impossibile, non vi può proprio ricevere, è una cosa... Io devo andare, no, ma me ne vado, io non posso proprio più aspettare. La regina che è? Sì, credo proprio che sia lei. Ma sapete che faccio, però? Ma ci metto in mezzo alle scale, così vedo se riesco a affittare qualche altro appartamentino. Ma metti la regina si metti qua. Ma te... Ma me ne vado, no, e che aspetti più, quantito cose pazzo, no? Ah, che Ma me ne vado. Vostra altezza, mi inchino la messa vostra. Mi trovo veramente maestosa, lo sapete? Ah, mi trovate maestosa? Ditemi un po', ma con chi ho il piacere di parlare? Bartolomeo Muto, vagone di Corcamoscia, imparentata con la famiglia dei Mortinfizzo, discendente da quella di Paolo Pazzo. Ma faccettoso! Come? No, niente. Ne dicevo, allora voi siete il marito della signora che ho conosciuto poco fa. Modestamente sono io, Ah, capito. E ditemi un po', ma come va il vostro ecozema? Il mio che? Il vostro ecozema? Il mio ecozema? Ma io non tengo nessun ecozema, ma che cosa state parlando? Questo non lo vuole fare sapere. Scusate. Hanno preso uno zarro, avete capito? Vabbè, allora io me ne vado con permesso, vado proprio di fretta, devo proprio scappare. Arrivederci. Mamma mia, fammi venire a partire. Uno zarro? Ma che cazzo è questo? Ma pure come si presenta, come si comporta? Sembra più una massaia, sì. Uno che la mattina viene servizio che cazzo di cambi che ci dà, e uno va a prendere le spighetti. Così pazzo. Non l'ho vista, porca, stai entrate dentro, non uscite.
Oh, che cos'altro, signor Tiziano, finalmente vi siete spiegato, finalmente. Vedi che devo chiedere una cosa, mia moglie è andata via. Amore! Sì, anzi mi ha proprio lasciato un'imbasciata per voi. Mi ha detto, se caso mai vedete a mio marito, ditegli che sono andato a visitare il museo di Capodimonte. Sì. Sei Capodimonte? Sì, il museo di Capodimonte. Quanto tempo mia moglie si intende che sei in musei, scusate? Comunque meglio così, senti, ti devi spiegare una cosa. Io sto qua perché sto aspettando una mia amica che mi ha dato a pigliare qua. Cavolo, che andava lì? Madonna Non perché che si incontrasse con mia moglie, avete capito? Capisco. Una scappatella, diciamo. Ma chi si marito? Barone. Ma giusto per tenersi in esercizio, così vuole se che poi che volesse fatto lo stesso vestito da rosato di mia moglie. Giusto per tenersi in esercizio, non perché che si incontrasse con mia moglie. Ho capito, perché potrebbe voler mantenersi in esercizio pure lei, diciamo. Ho capito. Ma che dite, e quando mi fa questo a me? Quando mi fa questo? Sì, avete ragione. Pensa, ma vi racconto una cosa. Vi faccio, ma dovete chi sa, vi faccio fare. Dite, che lo so. Ci sono un mio amico che aveva la pessima abitudine di controllare la moglie dovunque andasse. Per esempio una volta, no? Accompagna la moglie da chi comanda. No, deve aspettare il giugo. Sale la moglie su da chi comanda. Chi è chi comanda? Chi è chi comanda? Ecco io e chi comanda! E chi non se lo marito aspetta basso! Non se lo marito aspetta basso! Avete ragione. Sì, ma non fa che, non ho capito. Ma fai vestito, no, non fa che. Sentite, come si fa? Ma voi mi sta credendo che fa lì, con tutto quello che ho da fare, io sì, metto a poco vestito, ecco, poi c'ho un sacco di cose da fare. Ecco la mia medicina, come la metto? La vostra medicina? La medicina nel senso che non mi posso mettere curatamente vicino ad un vestito, che devo prendere le mie medicine, le mie pillolette. No, ma per 2 pillolette non devi il tempo per fare un vestito! Non si tratta solo delle pillolette, praticamente è proprio il dottore che mi ha ordinato di lavorare un po' meno e di non apparicarmi troppo, avete capito? Ma questa ragazzina ancora conosciamo i video, questa ragazzina! Ma come la chiami? Ma come mi prendete? Non ho capito. Ma perché vi importa? Comunque per me queste sono tutte scuse, signor Tiziano, per mezzo che mi vestite le teste coronate, le cheggine, sentite, come vi paga la cheggina? Vi paghiamo pure noi, ma come si permette? Testa coronata, ma quali raggine sta dicendo? Ma che dire? La cheggina di Cormano, voi prima stavamo alla cheggina di Cormano. Scusate, è tornata la signora Carisa? Madonna santa, ma no, la signora Carisa. La signora Carisi non c'è, no, non torna, non viene, non torna più, non viene più. Ma come non viene più? E come faccio? Che la settimana prossima si sposi mia nipote. La verità, è pensato, ma se non fosse pronto vestito, ma potessi sta giacca che tengo in collo. Solo che è troppo alata, sta messa a stringere un poco. E mo ci pensa il signor Tiziano, sa, che ci vuole, signor Tiziano, non ci vuole niente. Sentite, che tiene questa giacca che non va? Vediamo, poi lo spiego io meglio. Niente. Solo che io tengo qua parete a bottannare. Oh, signor Tiziano, questo è proprio particolare, stiamo compare. Ma ti c'ha secchi così. Ma deve fare, signor Tiziano, vedete un po', vedete. Ma chissà non si fa mai Era giusto lui, la giacca, era giusto. Sì, questa è proprio rovinata, questa giacca, avete ragione. Questa si deve scucire tutta questa giacca, c'è un lavoraccio da fare, sì, questa si deve scucire da qui, fino a tutto qui, da qui dietro proprio, sì, si deve scucire tutto qui, signora, ma già scosso le pa. Le pause del pantalone, datemi tempo di parlare, le pause del pantalone. Mamma mia, che si capisce sempre la cosa. Dottore, ma voi siete proprio sicuro che lo sapete fare? Niente me, quello è le cheggine, invece fino alla cheggina non mi fidate voi. Certo che non sa fare, certo. Questi deve arricciare proprio tutto, questi la nostra giacca, la vedo io. La nostra giacca, la nostra giacca. Vedete, l'aveva ritirato verso le 7:30.
No, venite alle 8, per sicurezza alle 8, meglio alle 8, meglio alle 8. Senti, venite un attimo qua. Mantenete questo. Non andate a casa, non dite niente alla signora che mi avete visto qua, avete capito? Fate la cameriera seriamente, la cameriera seria, non dite niente perché vi sto preparando un'altra sorpresa, avete capito? Un altro cappotto, sto facendo al bar di cappotto, dobbiamo andare in Russia, dobbiamo andare, mantenete pure questo, mi raccomando, non mi avete visto, non mi avete visto. Vabbè, ci abbiamo messo le 8, arrivederci. Sentite, Tiziano, ma perché volevate che non dicesse niente alla vostra signora? Ma voi mi dovete dire, va venire, perché? Ma secondo voi io posso mai dar sapere in giro che un sarto come me, così stimato, così di nome, si mette a fare pure gli aggiusti? Non se non mi pare il caso, ne varrebbe il mio buon nome, certamente. Sentite, Ma no, dite. signor Tiziano, io vi vedo un po' stressato, Subito, a me mi fa male proprio la cara. mi hanno detto. Come? Mi hanno detto che a me mi fa male la testa. Poi il dottor Alberto me l'ha detto, i miei che vostri, mi ha detto che il signor Tiziano è malato in capo. Dottor Alberto, voi avete visto il dottor Alberto? A 4 occhi prima mi ha detto proprio che il signor Tiziano non sta buono proprio. Il dottor Alberto? Il dottor Alberto. Cioè voi avete visto me che vi ho detto che io come Maronna Santa, io non posso schiatto proprio, io ci sto capendo niente, come... Ah, e che ce n'è voluto per trovare questo E chi è questo? Carissima. Maronna Santa, io stavo già all'antico, Signor Tiziano, dite, ma... questa è la cliente che vi ho parlato prima. Niente proprio di meno della contessa di Pavascasso Gessumina, imparentata con il Scarlazzo, discendente del Contatazzo. Faccia tu! Come? No, nulla, praticamente volevo dire lusingazzo, lusingato, con tutti sti azzi mi state salvando, state contagiando, lusingato, signor Lusingato. Signor Tiziano, vi ho portato una cliente degna di voi. Appartiene alla più alta aristocrazia napoletana. Oh, barone, le ringrazio per questa gentile presentazione. Oh, barone, le faccio notare che il cane ha praticamente alzato tutte le quei soffici delle mie cutane, che praticamente prendono una prestanza corporea. E praticamente meglio sicuramente voi avete già captato il segnale e l'avviso. Ah, sì. Scusa, ma magari non ti ho visto. Senti, caga, vedi da pure io ci ho capito poco. Io parlo proprio africano. Non avete capito il segnale del cucciolino. No, Non avete captato l'avviso. no. Barone, ma che barone, la fratelli sta facendo sotto la tattua a pipì, andiamo su. Io patate! Non avevo appeso, caga, non avevo appeso. Con permesso torno subito, porto il cane a fare Prego, andate. torno subito. Un chilo patate, la contessa. Non so il mio bastone. Vuol dire male, scemo, sapete? La contessa un barone qui scivolo. Lo calappavi, mio barone ci va. Ma sicuro è la contessa, pure non so dove l'ho vista. Questa faccia non è nuova. Anzi che stanno due fa tre facce, sei ne facce che si sa. Oggi mi sta adesso. Che parla come un mattino. Altala! Ma ditemi una cosa. Ma voi siete proprio sicuri di essere una contessa? È logico. È logico. Logico. Stiamo da me di insulto questa. Sentite, ma non è che voi casomai siete Gelsomina a Bambulè? E tu, non è che fosse Alberto Sciaccarini? Gelsomina! Ma dicevi che avevi 2, 3, 4 facce conosciute? Insomma. Ah beh, io ti ho lasciato che eri uno studentello. Ma che ne fai con quella famosa laurea in medicina? Me la ci pigliamo, allora me la pigliamo, come me la prendiamo? Come no? Me la sono presa. Beh, e te mi sa foto art?
Scusate, sì, è perché meglio si conosce l'anatomia di una donna, meglio si cura il corpo di una donna. Cazzaci tu, sai. E hai deciso di chiamarti Tiziano il Grande Salto? Qual è? Beh, ti ricordo che quando stavamo insieme, ma non un buttone vicino alla camicia, pavimento. Ma perché tu eri quello che sei adesso? Già. Ora non sono più Gelsomina Bambulella, ora sono Gelsomina la contessa di Parascasso. Hai fatto carriera, hai fatto. Sì, ma lo sai che mi sono pure sposata? Quindi di me, racconta, fammi sentire. Ma con un mio c'è solo per regolarizzare la mia posizione. Dopo 4 mesi l'ha lasciato con un generale. Un generale? E come l'hai conosciuto? In una villa comunale. Mio marito si è attaccato a sigarette e mi ha detto con il generale. Sigaretta? E sto fatto bruciare la giacenduta. La dita me la scordata. Ma che è sto rumore? Il rumore, non ho sentito proprio niente. Non di me, chi non ha la dita? Ne va di sfoco bestia. Bestia, un animale, sì, è un animale, sì, è uno struzzo, uno sì, me lo sono fatto portare a posto dall'Africa, sai, per le piume, oggi vanno di moda. Chi lo lascetti morso, struzzo, e lascetti morso, struzzo, è pericoloso, è struzzo, è pericoloso. A proposito di bestia, stavo parlando di tuo marito. Ma chi l'ha visto più? Era pensandoci bene, ma col generale ha già visto più. Ma non li faccio passare lo stesso per contesta. Sai che faccio? Mo glielo vado proprio a dire che la deve finire. Sì, glielo vado Ma perché ti so parlo lo struzzo? Dimmi. Ma come si fa a parlare scusa? Gli parlo in africano, altrimenti non mi capisce, no? In africano? Un attimo glielo... Ma Marsi, mi sto scucciando proprio le mani proprio, Chi? Nata fermo. Ma dove esci tutti questi fermi? Chi è? La moglie non struzza, struzza. No, praticamente questa è la mia lavorante, è una che lavora con me, praticamente essa taglia le cose, essa cosa che taglia, è un po' che esaurita. Ma me lo vedo io, non ti preoccupare, Cosa, mi raccomando, facciamo succedere nessun macello, mi raccomando, mantieniti calmo, tranquillo, devi pensare che tutto questo sto facendo per te, mi devi capire. Tu me l'avevi visto che sono una ragazza, ma è un casino. Quella non ti sarebbe, quella che lavora qua. Signora, io sono una contessa e sono venuta qui per ordinare un vestito. Ah, sì, e me lo dite a me. Ah, sacci buona sta canzone. Sì, davvero. Tu sarai pure un grande sarto, ma sei un grande fesso, da farti comandare dalla lavorante. Di me che tu sai così, ti fa vendere tutta la gente. Che cosa? La lavorante io? Ma che dici? Io sono una contessa e sono venuta qui soltanto dal mio sarto. Oh, certo! Bella cudanata, ma non ha messo. Ma ci devi credere, sì, veramente. Sì. Questa è veramente una mia cliente, è venuta qui con Venuta qui con mio marito. con suo marito, sta con suo marito. Oh, veramente, non nessuno pure a sto margrovo. Poverito! È andato a portare un attimo il cane a fare la pipì. 2 secondi e sale. 2 secondi e sale. Ma meglio non sai proprio, non c'era quella. Eccolo! Bartolomeo, vieni. La signora non ci crede che sei mio marito. Ma certo che sei mio marito! Mia moglie! Ma se quella è tua moglie? No, non è mia moglie! Non è fatta la verità, Va bene. ma cosa, dove vai? Ah, dove? Ah, mi cercare la parte, statevi bene. No! Come no? Margherita, c'è il
questa cosa? E che smoghi è? Mia moglie! Ho trovato un moglie! Filomena! Dite, dottore. Non so, Filomena. No, non ho pensato nessuno. Strano, eppure lì pensavo di aver sentito bussare. Pensavo che fosse mia moglie, o almeno speravo che fosse mia moglie. Dopo il fatto di ieri non è più tornato, non l'ho più vista, non si è più ritirato. Qui, Filomena, casomai torna alla sicura, tu hai visto, dice qualcosa, tu non mi hai visto in quella sartoria. Ma qui un po' mi raccomando, ma non mi hai visto. Ah, ho capito, dottore. Chi volete fare qualche altra sorpresa? Sì, un'altra sorpresa, sto facendo fare un altro cappotto, A proposito del cappotto, quando posso venire a ritirare quella giacca? E chi l'avrebbe pensato che avessi venuto pure sarto? Dopo tutta questa storia Susanna, ma mi volete mettere in testa che io sono un medico, io faccio il medico soprattutto in questa casa, sono un medico. Che siamo, no? Ah, dottore, voi dovete calmare. La prossima volta, ma ci ho pensato un poco prima, mentre prima come mamma a parare. Ma prima di che cosa? Ma voi di cosa mi volete impicciare? Ma si può sapere che cosa ho fatto e di cosa mi volete rimproverare? Io non ho fatto niente. L'ho sentito proprio nuovo, hanno bussato, vedi, questa deve essere mia moglie. No, signore, non è la busta di vostra moglie. Devo scommettere che non è lei. Ma sei scianere che è questa? Ma se non è mia moglie non ci sono per nessuno. Se è mia moglie ci sono. Signora, devo parlare un attimo con il dottore, che è Mi importante. dispiace, il dottore non c'è. Ma come sapete a dire che il dottore non c'è? Ma come sapete a dire che il dottore non c'è? Devono assolutamente che il dottore è una cosa importantissima, è assolutamente importante. Scusate, ma pure sapere che lui ce l'ha detto lui stesso di persona che non ci sta. Allora ci sta, se per... No, ma è come se non ci stesso. Il dottore può essere disturbato. Ma come non parli? Non lo devo capire. No, ma io devo parlare, ma si può sapere perché non si può parlare con questo dottore? Ma è importante, vi sto Non dicendo. ne sappiamo, lui sono cose del padrone. Ma guarda qui, no, che io che sono la discrezione in persona, non potete stare a dire le fatte sue appunto. Oh, marito, pure si può domandare. Signorina, è vero che il dottore ha fatto storie con la moglie e che ieri sera non si è ritirato e che stanotte non si è ritirato manca un piede? Pure se vi mi domandato, io vi risponderei, non saccio niente, niente! Quindi la moglie del dottore non si è ritirata. Uè, e voi come l'avete saputo? Me l'ha detto mamma voi, me l'avete detto. No, me l'avete detto. Io non saccio proprio niente! La moglie del dottore non è tornata come mia moglie. Dopo il fatto di ieri non l'ho più vista. Ah, pure vostra moglie non è ritirata stanotte! Questo è una vendemia di mogli. Ma sapete che faccio? Questo è il locato che cosa viene dal dottore. Sapete che faccio? Io mi aspetto qua, mi metto a aspettare a cosa qua. Sentite, il dottore non vuole vedere nessuno. E state tranquilli, ma se non torna Ruggero, il dottore non farà più visite e quindi è inutile che aspettate. Questa deve essere la signora. Ma che cavolo è questa volta? Ma che cina! E il dottore ci ha dato forza, Che bella la signora! Ti sa come a destra modello, dottore, eh? È un inutile passo anche pagata. Ti è Gennari, porta che sta a parte lì. Porta tutte cose, Gennari, ti. E voi andate via, che qua dobbiamo parlare con il dottore. Ciao. Tu stai lì, là. Permesso? Vostra altezza, inchino. Salite, qua ci fa male a capo. Finite come fare niente. Oh, fa granella. Sì, io fare niente, poi tutti questi inghigli, a tezzi di qua, a tezzi di là. Ma perché mi hanno pigliato? Per la cheggina dico, è l'Andia. Ma guarda Groenlandia, io sono Elisabetta. Oh, quella d'Inghilterra, allora. Scusatemi, signore, scusatemi, non era proprio mia intenzione fare questo scambio. Ma guarda Inghilterra, io sono la suocera del dottore e questa è sua moglie. Oh, mamma mia. Mi chiedo scusa,
raccomando, non ti fare tentare, nessuna tentazione, mi raccomando. Non vi preoccupate, mamma. Qui Margherita, finalmente mi fate sta con un pensiero. Antola! Pensavate che fosse tutto finito qui, non vi illudete. E se sa, si sta qui in mezzo finisce peggio. Non vi preoccupate, conosco il mio dovere di madre, per questo l'ho ricondotta qui. Ah, finalmente, Margherita. Ma avete capito? Sentite, io e Margherita abbiamo riflettuto a lungo sulla situazione e sapete, abbiamo pensato che tra voi è tutto fitto. È normale, e poi quando c'è la mattina? Sentite, io ci ho riflettuto a lungo. Ho pensato che Margherita deve vivere con voi sotto il vostro stesso tetto. Finalmente, Sapete? Margherita. E io vivrò con lei, Sai che divertimento, sai che divertimento. Oh, divertimento! Tanto qua divertimenti non ce ne saranno proprio più. Sapete che cosa facciamo? Questo è il piano. Perché non me lo fate proprio Ora divideremo la casa e le camere, da una parte le donne e dall'altra gli uomini. uomini. Questa stanza qua facciamo che è zona libera. Ma facciamo la Svizzera, Sentite, queste sono le mie indiscutibili decisioni. Solo così riporterò la pace in famiglia. Margherita. Margherita, non ti fa papucciare, Ma si può sapere io che cosa ho fatto e voi e tu soprattutto di cosa mi vuoi rimproverare? Margherita, non rispondere, Margherita. Ma voi manca me lo fate la pizza. Sentite, annullate, avete capito? Contenetevi. Voi non hanno qua, hai capito? Non mancate di rispetto a mamma. Vai, che lei si sta qua. Si può sapere che cosa ho fatto, mi vuoi dire di cosa mi vuoi rimproverare? Io non ho fatto niente, Margherita. E me lo chiedi pure. Ma come? Io ti trovo in una sartoria abbracciato intimamente con un'altra donna. Sì, ma quella stava male, Margherita. E per questo l'abbracciavo. Il rattuso. Ma non è che l'abbracciavo, io la sostenevo perché stava male, la stavo sostenendo. Tanto che l'abbracciavi, che lei perdeva i sensi. Hai visto che te ne sei accorto pure tu? È svenuta, ha perso veramente i sensi. Io la stavo sostenendo, ma perché non mi vuoi dire? Vabbè, non è vero. È che tu corri sempre dietro alle sarturelle e non me ne fa passare per le sue clienti. Ma quale sartorello? Ma voi state sempre in mezzo, ma quale sartorello? Margherita, tu mi devi credere che io non ho fatto niente. Senti, sapete qual è il problema? Che io non sono come Margherita, io non mi lasci proprio, io non mi lasci impapocchiare, Non capito? dovete sapere che quella Voi siete un signora... mostro, voi siete un mostro. Voi mi parete proprio alla stregua e volete vedere. Ma che c'è? Voi dovete sapere, fate lasciate un attimo spiegare che quella signora che io stavo sostenendo in effetti è la moglie del barone Muto, mentre quell'altra invece Che moglie quell'altra? al barone Muto. E te ne due mogli un barone Muto? Ma perché non può parlare? Lasciate un attimo parlare con me. Già, lasciate un attimo parlare Va con me. bene, Per favore. Margherita, mi raccomando a te, non cedere nelle mani di quel brutto. Capito? Dai, lasciamolo parlare, vai tranquilla, va. Margherita, vieni. Ti prego, Margherita. Sì, e ascoltami perfettamente. Allora, mi ascolti? Margherita, scordati un attimo di avere madre. Va bene? Allora, devi capire che io veramente non le conosco quelle due signore. Io sto facendo un esperimento scientifico, ma proprio sorpreso nel mezzo di un esperimento medico, diciamo, no? Perché tu non puoi capire. Vabbè, io ti volessi credere, però la verità è che tu mi sembra buffato i bucini. Ma ti ho detto scordati un attimo di avere madre, ma chi ti dice così? Ma avete finito? Senti, quando abbiamo finito faccio lo squillo, va bene? Cosa vedi? Montice? Montice sempre, vabbè. Margherita, non credere, Margherita! Chi ti dice che devi usare le bucine? Ma guarda! E guarda, è una buona parola. Mamma mia! Margherita, mi devi credere, quello che ti sto dicendo è veramente la verità, te lo giuro, Margherita. Giuramelo, vabbè. Giuramelo che mamma va torta. O tieni un coraggio, mo giurare. Io ti vedo, Margherita, te lo giuro su tua madre, Margherita.
Ma pensa pure che è la cristiana, se non sto dicendo la verità. Ah, basta, te credo. Vabbè, ma allora tu veramente non le conosci a quelle due signore? Margherita, te l'ho spiegato così bene, ma perché non mi puoi capire? Allora mi perdoni. Sì, vabbè, ti perdono. Però quando sono la mamma... E qua niente, Margherita, abbracciami, mi hai fatto passare a brutta Mi nottata. ha detto abbraccio, però non dice niente a mamma. Non ti preoccupare, nessuno saprà niente, Margherita, amiamoci in segreto. Hai capito? Ma moglie con tutto il cappetto se ne intende con Tiziano. Vabbè, io voglio che tu non te ne vai più e che passi tutte le notti con me. Però voglio pure che devi volere bene di più a tua moglie. E mi vuole bene assai, le vuole bene assai. Margherita, io la voglio bene a mia moglie, sei tu che non vuoi bene a tuo marito. E vuoi bene solo a me, vabbè. Solo a te, Margherita, voglio bene solo a te. Ma chi si tu ne capisci proprio? Scusate, io sono qua, c'è permesso. Io sono andato, non ho sentito niente, ve lo giuro, sarò discreto, sago. Ma non ho sentito proprio niente, non ho sentito. Bravo Tiziano, bravo. Ma bravo di che cosa? Ma io non me la presenti, Questa è la signora Margherita, la moglie del dottore. sì, so tutto. Questa- Bravo, signor Tiziano, bravo. E io che mi pensavo che lei... Complimenti, signor Tiziano, complimenti veramente. Bravo, signor Tiziano. Complimenti e bravi, ecco. Lasciamo perdere, piuttosto vi state occupando di noi. Di voi. Questa mia moglie l'avete cominciata. Ma perché non parliamo d'altro, signor Barone? Hai visto che bella giornata oggi? Bellissima Non giornata. fa per niente freddo, per niente. Vabbè, Eh. ma di quale vestito sta parlando? Vestito? Andiamo. Sua moglie, sì, è il vestito che ho fatto preparare a sua, un vestito hermetico, igienico, roba scientifica, per non farla prendere dalle impurità, roba medica, roba di medici, tu non puoi capire, è malata, quindi ha bisogno di questo. Io non ci vedo chiaro. Ah, Margherita, tu non devi essere sempre così sospettoso ogni cosa che ti dico. No. Margherita, non sospettare più di nulla e abbracciami forte. Una quinta! Abbraccio, Margherita, abbraccio. Signor Tiziano! Vai, va, la peste del castagno, va. Abbraccio forte, Margherita. Vabbè, ma c'è gente. Dai che non morto, stringhi lo stesso. Uè, guardate che hai sto qua. Scoppiamo voi! Ui, ma voi state bravo di qua, mannaggia la miseria. Va. E che c'è, caro amico? Non mi salutate nemmeno. Ma chi si tu ne capisci voi? Io mi pensavo che si scannavano! Signor Tiziano, io poi devo chiedere che è una Sto capendo niente. Vedi, signor Tiziano, vedi? Come? Perché non ha chiamato Tiziano? Tiziano. Ha chiamato Tiziano. Quale Tiziano? Tu non hai capito bene, il signore qua c'ha la dentiera. Sì, non si esprime bene. Ha detto dottore, ci siamo, e tu hai capito Tiziano, quale No, Tiziano? vabbè, io ci sento troppo bene. Quello che ha chiamato Tiziano. Oh, ma che cosa hai sentito? Ci sta chiamando mamma. Mamma, arriviamo, un attimo e arriviamo, un attimo, torniamo subito. Vabbè, io non l'ho sentita. Non sentita io, non ti preoccupare, stiamo arrivando, mamma. Ecco lui, sta mamma Cristo. Entriamo, mamma, eccoci. La verità fanno proprio una bella coppia insieme. Ma voi non dite niente! Io, e che dovrei dire? Anzi, mi fa così piacere, prego. No, vabbè, se lo dite voi, così va. Mi piace che stanno insieme. Certo, mi piace molto, com'è bella debere stretto con la colla. Quindi a me non me ne importa proprio. A me, che a me ne dovrebbe importare, mi fa così piacere, ma piacere assai. Chi sta proprio venuto con me? Sentite, capo dottore, non perché voglio essere bizzocco, ma perché troppo è troppo. Io se fossi voi
Te che un po' più sott'occhio a vostra moglie. Mia moglie, uè, ma io l'ho ritrovata solo ieri. Non mi dicite che sta cominciando da dopo. Come sapete dire, avete ritrovata solo ieri? Sì, l'ho ritrovata solo ieri, mi aveva abbandonato. Cosa? No, per umilità. Allora ci siete abituato, dottor! Comunque l'ho ritrovata solo ieri. Hai indovinato un po' nelle braccia di chi? Di Tiziano! E come ti hai fatto a indovinare? E mi diceva la zinga, che scusate! Ma in che tempi viviamo? Ma che sta succedendo al mondo? Va, così va. Comunque appena mi ha visto è svenuta per la contentezza e io l'ho perdonato. Lei è venuto la paura! Un nudo! Avete chiamato? Un nudo! Cosa? No, quando non ce l'avevo con voi, ve lo giuro. Piuttosto... Scusate, cavaliere, siamo lasciato così in un momento brusco. Come avete visto stavo con la signora, quindi non potevo trattenermi. Stavate Signor lì. Tiziano, devo chiedervi una cosa in privato, vedete? Dite. Prego, dite. Ma da parlare con me, mica un po', ma poi come può, chissà siamo qui. Si tratta di cose personali. Dite. Sediamoci. Allora, dovete sapere Sì, dite. Cosa vedo? che io qua sto aspettando mia moglie cosa? E quindi? Perché questo è lo capo che viene da tutto pappetto. Non penso proprio che oggi viene. Non sa che cosa. Ma voi che ne sapete, scusate? Peccato, non è questa cosa importante. Ieri, mia moglie cosa? Mi ha sorpreso con la mia amante, con Gelsomina, contessa di Pavascasso. Oh mamma mia, chi si muore, ma lo hai proprio. E io la devo aggiustare anche questa cosa. Che cosa Allora mi avete è venuta una brillantissima idea, mi è venuta. Quando viene cosa? Voi mi fate scappare da bocca, casualmente, mi fate scappare da bocca che la contessa Gelsomina di Pavascasso è la vostra amante! Ma voi siete pazzi, non se ne parla proprio. Adesso per sapere Margarico Marti, però, ma deve avere la posto. Anche chi? Certamente. E chi siamo? Ah, mi chiedo dottore! Ma io devo aggiustare questa cosa, dottore! Ma voi non avete pensato di parlare più con nessuno? Forza a me da chiedere il suo E posto. con chi manca, a dove dopo, a dove dopo? Ma perché non provate a parlare con il signore là? Tanto hai si botte, dai, prego. Ma non mi sembra giusto, non mi sembra corretto! Ma perché ho visto dice che la moglie era lo signor Russo, ce lo so io. Che non lo pensi voi! Che stai nei conni! Allora non preoccupate, lasciate fare a me, va bene. Cavaliere, mi piace la rivista? Sì, molto interessante. Cos'è? Parla di Anna. Anna, chi è Anna? È questa. Sentite a me, oggi sta il signore là che potrebbe essere fatto un piacere. Io, signore io! Certo, ho capito. Forse vi volete affittare qualche appartamentino? Si tratta di un piacere più grande! Sì. Se si tratta di soldi, qua non c'è niente. No, un piacere che non mi costa niente! Dite. Mi spiego. Accomodiamo. Signor Tizio, datemi una mano, Senti, ascolta, piacere grosso. Dovete sapere, Ci sento. una alla volta però, dovete sapere che mia moglie mi ha sorpreso con la mia amante! Ci sento. Mi faccio prendere una Ho capito. Bello guaio, ma io che posso fare? Allora mi è venuta una brillantissima idea. Questo è lo caso che cosa viene qui da voi. Quando viene cosa, voi mi fate scappare da bocca, casualmente, non ho fatto apposta, fate scappare da bocca che la contessa Gelsomina di Pavascasso è la vostra amante! La contessa grande, che bella idea. Sì, però io non ci posso fare niente. Questa signora è una persona importantissima, questo conosce un sacco di gente, sì, e potrebbe essere più utile e dare una mano per affittare qualche vostro appartamento. Veramente? Hai capito? Niente di vero? Però allora accetto. Accettiamo, però accettiamo. Grazie! Allora, No, ma Grazie, non siamo, dottor. davvero non siamo. si è commosso, non è il caso, non è il caso. Quindi tutto a posto, siete d'accordo? Spiega. Quindi mi fate scappare da bocca e non resta la vostra amante.
Ma giusto per sapere, ma sta contessa com'è? Com'è questa contessa? È una donna elegante, Elegante. spighitosa, Spiritosa. raffinata, Raffinata. una donna omogenea. 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 E come sarebbe a dire omogenea? Detto fra di noi, dottore, Dentro proprio della luce. è una grande zoccola! Oh, è un zoccolone grande! Ma una donna per bene! Molto Per bene, una zoccola per bene. Mi do pure una fotografia, così avete mettete in tasca, mettete, non c'è. Questa è la Ma come ti pensi? La signora Rosa Muto! Oh, mamma mia. Mia moglie! Rosa. Ah, pure voi state qua. E allora mo me ne vado. No, cosa? No, lasciami spiegare. Lo so, ieri mi ha soppeso con un'altra donna, lo so. Ma quella donna, Chi è? non dice, appartiene al signore lì, è vero! Sì, è vero, appartiene a me la signora. E io allora Rosa, ci devi credere, come dice lui. Sì. Veramente quella signora appartiene a quel signore là, ci devi credere. La contessa Gelsomina! amante mio marito. Ui, amore mio, vieni. Ma, barone, ho il piacere di presentarvi. Gelsomina, che qua? Dottore, ho il piacere di presentarvi. Madonna, che starà cavando? Ma che sta succedendo? Madonna, mica belle educazioni da stata. Oh, signorina, ho il piacere di presentarvi. Ah, io non la voglio proprio conoscere. Ma che sta succedendo? Ah, signora, ho il piacere di presentarvi. Voi qui in casa mia? E che sfacciato stai sport, Radonito? Uè, manca qualcosa ci sta sotto, Sì, adesso mi Qua guarda. qualcosa c'è sotto. C'è Somina. Ma dico, tu sei pazzo, vieni proprio qua in casa mia, prima fa succedere un casino, come c'è? Ma io sono a prendere mio marito. Tuo marito? Ma che lei, fosse successo qualcosa con mia moglie? Tuo marito? Chi sta chi deve sigaretta? Gelsomina, mi raccomando, lascia mia moglie e non facciamo succedere nessuno scandalo, mi raccomando. Ma mi sono proprio scucciato, ma me ne va anche proprio, Ma me ne va! Uè, ma che lei, che sami qualcosa? Adesso è troppo, signor dottore. Ci mancava solo che mi portava in casa mia le mie sarturelle. Allora, Costanza, ma quale sartolino? Allora, quale sartolino? Questa? No! Ma io? Quella, questa qua! Calma. Ah, perché mia moglie, scusa. Sì, e questa è la mia! E io non permetto a nessuno di voi di chiamarla sartuletta! Sua moglie. Proprio così! Oh, già si c'è la fotografia, c'è. Dottore, io davo Sì, mi dai la fotografia, non la porta, perché la dovrei portare? Ma questa assomiglia a mia moglie! Guardate, bello, guardate! Oh, peccato che non è tutta una cosa. Dottore, scusate, può venire? Ma questa nella foto non è mia moglie! No, quella vostra moglie è molto più bella. Cari, ma che dite? Strano! Gelsomina, oggi pazienza! Ma questa qua non sei tua! No, ma guarda che è così brutto! Gelsomina! Ah, hai ragione tu, Gelsomina, non sei tu, questo com'è brutto! Parole vero! Grazie. Ma allora è veramente sua moglie. Cosa? E te lo sto dicendo da un'ora che appartiene al signore là. E allora è stato tutto un equivoco. Ma certamente è stato solo mai inteso, è stato. Mi perdoni, papà? Va bene, ti perdono, però mi devi chiedere sempre da oggi in poi, mi raccomando, non lo fa che mai più. Papa, cosa, papa. E tu mi perdoni?
niente di meno, amore mio, e come non ti perdono. Caro marito. Ripeti, mi piace. Caro marito mio. Ecco, non si può dare io. Scusa, ma non ti dà la moglie del dottor Cappello? L'ho visto. Come no? E non è il dottor Cappello chi è? Come hai visto? Oh! Scusate! Ma facevo lo salto! Esatto, io faccio il medico, io sono un medico. Ah, ma sei un medico? Allora in questo caso sono un medico. Io faccio queste tagliate! Faccio queste cose! Mi stavo specializzando in medico chirurgo e come sapete un chirurgo prima taglia e poi. Ma che cazzo di essere sì? Ma che cazzo di essere sì? Ma che cazzo di essere? Ma che cazzo di essere sì? Voi a giaccato il giurino, vestita da signore! Fate proprio schifo, te lo dico la verità! Cosa? Sì? Andiamo via! Andiamo. Questa gente non la voglio più vedere! Oh, salviamica sei! Cattiva sei a tutti quanti! Vado a tussata! Andiamo! Bellezza, barone! O tuttora! E che vi siete filati a combinare? Gli esami andiamo via, in questa cosa non dobbiamo metterci più! Ma non vorrei mica credere a tutte queste cose, ma non c'ho, questa l'ho preso tutta, hai capito? Sei una persona intelligente. No, signor dottore. Stavolta è più chiaro che mai. E questa volta non è mamma, ma sono proprio io a decidere. Stavolta è finita a me! Ma lasciami ti spiego. Caro dottore, è meglio che si tagli qui questa volta. Tagliamo. Mamma più creatura vieni, facciamo in un cucchiaio a Milano. Subito. Giannino, vieni, forza nonna, vieni Giannino. Ma come ti porto uno che... Ma è così caldo, su prezzo che c'aveva senza panino. Senza paniere. Hai finito di impapocchiarmi, dottore! Hai finito! Che vuoi, mamma? Stammi a sentire. Noi dobbiamo partire. Dobbiamo stare via qualche giorno. Dobbiamo andare su a Milano con la nonna. Ho delle cose da spiegare. E papà? Va papà, non ti preoccupare. Mamma ti porta a passare il Natale con i cugini. Così ti diverti, stai in compagnia, ti spassi un po', è tutto noioso qua. Tra queste carte, le medicine. Che ci fai qua? Mi dispiace solo che papà non ti ha dato mai modo di divertirti. Grazie al suo lavoro, alle sue stronzate. Faccia arriva. Non ti preoccupare, vieni. Papà appena tu ti raggiungi. E mi raccomando, diverti. Papà, ma tu vuoi fare lo stesso? Ma pure io. Troppo bene, troppo bene. Papà, mi raccomando, Gianni, non mi saluto nemmeno, non mi abbracci. E chi se l'ha aspettato sto regalo alla Virgine Natale? Se permettete, noi ce ne andiamo. Dottore, vado anche io, ospite a casa. Andate. Andate pure e buon Natale. A capo, dottore. Che è venuto a fare, Natale? Che è venuto a fare? Dottore, io ho finito. Vorrei andare a dire. Gianni, arriva. Non ti preoccupare. E mi raccomando, fai tanti auguri a casa.
Tanti auguri pure a voi! Queste Natale e foste con me sarebbe speciale per voi e per me. La neve nel cuore non si scioglie più. Se perdi l'amore non sarai più tu. Sarebbe Natale soltanto con voi. Se cade una stella sognare non puoi. And so this is Christmas. What have you done? Another you over. And new world just begun. Le campane che suonano, i creatori che pregano, le famiglie festeggiano, i pensieri che volano. È mezzanotte, è nata, si sente la voce per dentro all'aria. È festa per certo, per lati al contrario. Poi i bambini, chissà si ti accorge pure tu che sei un signore, che sei un creatore, rinda sto mondo che corre sempre più forte contro lo scuro. E stai perdendo potenza, stai perdendo valore. E non ti credono, certo morno. Chi è senza rubato, chi senza lavoro, chi si è rassegnato e non cerca più solo. Chi ha perso un figlio, chi è senza famiglia come me, sì come me che sono rimasto solo, che tengo presepe e non tengo i pastori. Poi bambini, ti prego non mi fa pensare che tu non fossi più nessuno, ma che tu nasci con me in un giorno buono, per chi sta malato, per chi è sfortunato. Io ti credo, io saggio che si è fatto 30 può fare pure 31. E se proprio davanti non sguardi più, non pensare a me mi basta che ci stai tu, che porti con cuore un abbraccio figlio mio. Papà! Non perdi mai la potenza, tu sei Dio. È stato interpretato dalla compagnia Il Punto. Nella speranza di essere stati di vostro gradimento, vi presentiamo i nostri attori. Anna Borrelli. Buon
Cassese, Maria Santoro, Pasquale Abate, attore e scenografo. Audio e luci, Malibu Music e Salvatore Graziani. Direzione artistica Ciro Cefarini. Supervisore arte teatrale maestro Mario Perla. L'attore che ha curato soggetto, sceneggiatura e regia, Pino Salvo. Il palco è stato gestito dalla ditta Commuto. Inoltre ringraziamo tutto il nuovo oratore Gallinaro e il servizio per la preziosissima collaborazione. Signore e signori, la compagnia Punto Tutta vi augura un felicissimo 2015. Buon rientro a tutti. Un attimo, date un tempo di augurarvi veramente un felicissimo. Voi siete la nostra forza. Grazie a tutti voi. Volevo ringraziare prima di tutto il pubblico, il maestro Mario Perla che ci ha dato una grossissima mano. E tutta la mia famiglia, perché questa è la mia famiglia, voleva un applauso grande per tutti quanti. Per gli sponsor che hanno collaborato e per un grosso amico mio di cuore, il dottor avvocato Ciro Borelli. Io volevo dare un pezzettino di sorta in questa circostanza. Qua da alcuni anni il sodalizio non si era più rafforzato e stava lavorando qua. Non so, io volevo solo ripetere il discorso del sodalizio Perla Santoro, ormai solido, e diciamo che le circostanze ci hanno riavvicinato. Io ho provato una gioia enorme perché lui la penso annuale, le musiche, dei testi, degli spettacoli, quindi che la coalizzazione sia perenne. Applauso. La parola sia vero per auguri a tutti, a tutta la popolazione del Corano. Io stasera non c'entro nulla, questa è la festa di questi ragazzi, quindi auguri a voi. Solo una cosa, io vi voglio fare i complimenti non soltanto perché siete degli attori eccezionali, io vi voglio fare i complimenti perché siete capaci sul teatro di regalare tanta speranza e tanto entusiasmo ai giovani del Colano, e solo Dio sa quanto la nostra terra ha bisogno di entusiasmo e di speranza. Quindi auguri a voi, complimenti a voi, auguri a tutti. E poi ringraziamo Esther che ci ha abbandonato alla fine solo per motivi di studi, che è andato a fare un viaggio con la scuola per gli studi importanti. La scuola Lucina. E grazie a tutti quanti voi, siete la nostra forza, vi amiamo e grazie a voi ragazzi che hanno passato il Natale qui dentro per emozionarvi, spero che siamo stati capaci di farlo. Buonanotte, buon